Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno dalla redazione del TG di Radio Libertà in collaborazione con Il Sussidiario.tv. Oggi è martedì 28 luglio 2026. Da oggi il gasolio costa 17 centesimi in meno al litro. Il taglio resterà in vigore fino al 6 agosto. La Lega chiede che eventuali nuove coperture arrivino dagli utili di banche e società energetiche, non da altre tasse. In Val di Susa, dopo l'assalto ai cantieri della Torino-Lione e 124 agenti feriti, si apre il confronto su pene e responsabilità. L'Italia sceglie SAFE e si prepara a chiedere 14 miliardi e 900 milioni di prestiti europei per la difesa. All'ex Ilva restano 90 giorni, bonifica dell'amianto o fermata dell'area a caldo. E poi Berlino e Parigi, 2 attacchi ma indagini diverse, e la proposta dell'Oman per una gestione regionale dello stretto di Hormuz. Negli approfondimenti, la dipendenza italiana da gas e petrolio e la domanda che viene prima di ogni aumento della spesa militare. Per quali minacce deve prepararsi l'Europa? Queste le notizie. Diesel, taglio subito. 17 centesimi fino al 6 agosto. Da oggi il gasolio costa 17 centesimi in meno al litro, 14 dal taglio dell'accisa e circa 3 dal calo dell'IVA. La misura vale fino al 6 agosto e costa circa 125 milioni. Su un pieno da 50 litri il risparmio indicativo è di 8,50 euro. La benzina resta esclusa. Il beneficio riguarda soprattutto autotrasporto, agricoltura e distribuzione. La Lega rivendica il no all'aumento delle imposte sui tabacchi. Salvini propone, se serviranno altre risorse, di guardare agli utili di banche e società energetiche. È una proposta politica, non una decisione del governo. Il prezzo medio può restare sopra i 2 euro, ma il taglio offre un sollievo immediato. TAV, violenza organizzata. Oltre 120 agenti feriti. 124 appartenenti alle forze dell'ordine feriti. Cantieri assaltati con pietre, bombe carta e mezzi incendiati. È il bilancio delle violenze contro la Torino-Lione. 4 persone sono state fermate, decide la magistratura. Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi hanno visitato Chiomonte. La Premier ha parlato di violenza organizzata e premeditata. Salvini propone più tutele per gli agenti, responsabilità economica per gli organizzatori e il reato di terrorismo di piazza. È una proposta politica. La procura procede per devastazione. Manifestare è un diritto. Aggredire poliziotti e incendiare un'infrastruttura strategica non lo è. Tajani, l'Italia ha chiesto il SAFE. Prestiti UE da 14,9 miliardi. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha annunciato che il governo utilizzerà SAFE e chiederà entro l'anno la quota di 14 miliardi e 900 milioni assegnata all'Italia. Non sono contributi gratuiti né risorse già incassate, ma prestiti europei a lunga scadenza. La domanda va ancora formulata. Guido Crosetto indicherà progetti e calendario. SAFE può finanziare difesa aerea, droni, cybersicurezza e infrastrutture. Non basta spendere di più. Le commesse devono rispondere a minacce concrete e produrre tecnologia, lavoro e sicurezza in Italia. Contano anche costo del debito e tempi. Ex Ilva, 90 giorni. Bonifica o stop all'area a caldo. 90 giorni. È il termine indicato dalla Corte d'Appello di Milano per fermare l'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto se non saranno completate la bonifica dall'amianto e le misure per ridurre le emissioni. Il governo conferma 100 milioni del prestito ponte per la continuità durante la cessione. Jindal mantiene l'interesse e ipotizza un forno a basse emissioni, ma l'impegno dipende dagli accordi. Il tavolo con i sindacati deve dare numeri sul lavoro, produzione e risanamento. Salute e occupazione non possono essere messe l'una contro l'altra. 100 milioni non risolvono la crisi. Servono bonifiche e un vero piano industriale. Terrore islamico a Berlino e Parigi. 2 attacchi, indagini diverse, matrice comune.
2 città europee colpite, ma 2 indagini che per ora hanno raggiunto conclusioni diverse. A Berlino, un 21enne ha lanciato un veicolo contro la folla vicino al Pride. Una donna morta e 29 feriti. La polizia lo ha poi ucciso. A maggio era stato condannato, con sentenza non definitiva, per preparazione di un grave atto di violenza e propaganda dell'ISIS. Le autorità indicano una matrice terroristica islamista. Perché era ancora libero? A Parigi, un uomo armato di 2 coltelli ha ferito 3 donne. Passanti e un poliziotto fuori servizio lo hanno fermato. Ha pronunciato una frase religiosa, ma il movente non è accertato. La matrice va nominata quando è documentata, non prima, ma nemmeno nascosta. Hormuz, piano dell'Oman. Iran chiamato a scegliere. Una gestione regionale dello stretto di Hormuz, sostenuta da contributi volontari delle navi, è la proposta presentata dall'Oman all'Iran. Lo riferisce Reuters. Il modello sarebbe quello dello stretto di Malacca. Teheran non avrebbe più il controllo esclusivo della rotta, ma non esiste ancora un accordo. Donald Trump ha sospeso i raid per lasciare spazio alla diplomazia, ma minaccia nuove azioni se la trattativa fallirà. Prima del conflitto, da Hormuz passava circa un quinto delle forniture energetiche mondiali. Per l'Italia, ogni petroliera bloccata può significare carburanti e bollette più cari. La pace serve, ma deve garantire la libertà di navigazione. Non può essere il nome dato alla resa. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Italia ancora esposta sull'energia. Gas e petrolio ancora decisivi. Il taglio sul diesel offre una risposta immediata, ma dietro i 17 centesimi resta il problema vero: la dipendenza energetica italiana. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ricorda che gas e petrolio coprono il 71% del fabbisogno nazionale e arrivano in gran parte dall'estero. Una crisi nel Golfo, nel Mar Rosso o nel Mar Nero raggiunge rapidamente distributori, fabbriche e case. È il punto dell'intervista pubblicata da ilsussidiario.net. Tabarelli giudica costoso il taglio generalizzato, ma riconosce che la priorità va al diesel dell'autotrasporto. Impedire rincari sulle merci significa frenare l'inflazione. Il decreto dura pochi giorni, il nodo strutturale resta. L'intervistato critica anche il piano europeo per l'elettrificazione, che rischia di ignorare la raffinazione insufficiente, la scarsa produzione interna e i tempi delle nuove reti. Le rinnovabili servono, ma non sostituiscono per decreto ciò che alimenta oggi trasporti e industria. La lezione è politica. Transizione sì, ideologia no. Servono fornitori diversi, rotte libere, infrastrutture efficienti e più produzione nazionale. Contano energia disponibile, prezzi sostenibili e minore dipendenza dall'estero. Difesa, oltre i fondi, serve strategia. Il 5% non basta. 14 miliardi e 900 milioni di prestiti SAFE. Sullo sfondo, l'obiettivo NATO del 5% del prodotto interno lordo. 2 numeri importanti che non sostituiscono una strategia. Nel 2025 i paesi dell'Unione hanno speso circa 418 miliardi per la difesa, ma il totale dice poco. Conta che cosa si acquista, contro quale minaccia e con quale utilità. È la tesi dell'analisi di Dario Chiesa pubblicata da ilsussidiario.net. La domanda è diretta: per quale guerra ci si prepara? Trincea come in Ucraina, droni e missili, oppure una guerra ibrida di cyberattacchi, sabotaggi e disinformazione? Ogni scenario richiede strumenti diversi: manutenzione, munizioni, personale e addestramento. SAFE e il 5% NATO non sono la stessa cosa. Il primo è un prestito, il secondo un obiettivo di spesa. Trump ha ragione quando chiede all'Europa di non vivere sotto l'ombrello militare americano senza pagare la propria quota. Ma responsabilità significa scegliere bene. L'Italia deve difendere Mediterraneo, cieli, reti informatiche e infrastrutture, e trasformare la spesa in capacità militare e lavoro nazionale, non in una gara burocratica per raggiungere una percentuale. E con questo si conclude anche il TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv di oggi, 28 luglio 2026. Grazie di averci seguito e state con noi. Gli aggiornamenti proseguono sui nostri canali.
L'appuntamento per una nuova edizione è per domani, sempre alla stessa ora e sempre sulle frequenze di Radio Libertà. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà,